Innovazione, blue economy e sostenibilità, ma anche tradizioni e cultura. Sono questi i temi al centro dei progetti delle 7 start-up vincitrici della Business Competition di Fondazione Taranto 25, il contest che permette di sviluppare e realizzare sul territorio nuovi modelli di impresa. A primeggiare anche 2 tarantini, Andrea Lagioia con Percorsi e Alberto Buscicchio con Crazy Pixel, selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico grazie alle loro idee originali che valorizzano settori di nicchia ancora sconosciuti al mondo dell'imprenditoria locale, ma molto apprezzati a livello nazionale, come ha raccontato Buscicchio. Provare a fondare una software house di videogiochi indipendenti qui a Taranto, città in cui sono nato. La speranza è quella di formare appunto un team che vada a sfruttare questa nicchia dei videogiochi indipendenti che nel sud Italia, ma anche in Italia in generale, è poco sfruttata. Ecco. Gli ideatori dei lavori vincenti hanno ottenuto infatti un contributo economico complessivo di 30.000 euro, un'opportunità, ha detto il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli, per i futuri imprenditori di rafforzare il legame con il territorio e stimolare l'economia locale. Non è soltanto un premio, è agevolare l'ingresso delle giovani idee di impresa all'interno della nostra città. Il fatto che ci siano 2 aziende che nascono in altri territori della Puglia e che saranno ospitati nella nostra ormai prossima sede di Via Pentite, quindi Taranto che diventa attrattore di idee di impresa. I percorsi di coworking e di mentoring professionale saranno accompagnati anche da Eni attraverso Giaul, la sua scuola per l'impresa, come ha spiegato il responsabile Mattia Voltaggio. Attraverso i giovani, attraverso i talenti del territorio che valorizziamo, ma anche un'attività costante di supporto all'imprenditoria attraverso uno sportello che sarà presente, attivo e aperto per tutti gli imprenditori che vogliono avviare attività in campo energetico e che avranno un supporto in termini di competenze e accelerazione di business. Un contest che promuove il concetto di autoimprenditorialità, soprattutto tra le nuove generazioni. Per loro è stata pensata la Startup for Student, una nuova realtà mostrata agli studenti delle scuole superiori del Battaglini, del Maria Pia e dell'Archimede presenti all'incontro, dove proporre idee embrionali da sviluppare nel corso degli anni. Un primo passo, ha detto Tagarelli, che tra qualche anno potrebbe arricchire ulteriormente il bagaglio culturale ed esperienziale della città. Con una presenza di start-up italiane, con una presenza di start-up straniere e con le start-up del nostro territorio. Far nascere proprio un evento dell'autoimprenditorialità giovanile e che abbiano in Taranto la sede della conclamazione dei progetti.